Zaia va avanti per la sua strada nonostante il provvedimento firmato ieri sera dal Ministro della Salute Speranza. Non ritiro la mia ordinanza, annuncia il governatore. Supermercati dunque chiusi la domenica e si studia un sistema per controllare le uscite dei clienti. Troppe persone escono più volte per andare in farmacia o a fare la spesa. Partite da Padova questa mattina alla volta delle amministrazioni provinciali venete circa 570.000 mascherine protettive realizzate da Grafica Veneta. Domani ne saranno consegnate altre 400.000. 8 ospedali veneti stanno testando il farmaco contro l'artrite per curare il Covid-19. Al momento i risultati sono incoraggianti, spiega Zaia. Disposti anche a chiudere le fabbriche se necessario, così dal numero 1 degli industriali di Treviso e Padova, Piovesana, che boccia ancora una volta l'azione del governo. Un mese fa l'inizio di questa emergenza infinita con il primo focolaio di Vo e la prima vittima veneta, un mese che ha cambiato il volto e la storia del Veneto. È arrivata l'ufficialità a causa dell'emergenza. Il Consiglio direttivo nazionale dell'ANA ha deciso di sospendere l'adunata nazionale delle penne nere che si sarebbe dovuta svolgere a maggio a Rimini. Incendio nella notte in un'abitazione in centro ad Asiago, un anziano ha perso la vita, a fuoco anche la caserma dei carabinieri. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, ennesimo sabato di emergenza in Veneto sul fronte del coronavirus. Siamo in attesa dei consueti dati serali per quanto concerne la contabilità del contagio. Siamo a quota 4.617, questi i dati di questa mattina, più 380 rispetto alla serata di ieri, ma siamo per l'appunto in attesa del nuovo bollettino che dovrebbe essere diramato a minuti. 127 i casi in più in provincia di Verona, dove la crescita è più sostenuta che altrove, 101 i casi a Padova, seguono Venezia e Vicenza con 55, 38 a Treviso, 15 a Belluno, 6 a Rovigo, 6 i decessi nella notte, di questi 4 a Vicenza, 1 all'ospedale Borgo Roma di Verona, 1 all'azienda ospedaliera di Padova. 13.589 i casi di isolamento domiciliare, i posti occupati di terapia intensiva in tutte le strutture sanitarie del Veneto sono 249, anche queste in continua crescita, ma siamo per l'appunto in attesa dei nuovi dati e nonostante l'ordinanza firmata nella serata di ieri dal Ministro della Salute Speranza, il governatore del Veneto oggi nel consueto punto stampa, Zaia va avanti per la sua strada e mantiene le misure restrittive prese ieri. Non ritiro l'ordinanza del Veneto, per me resta valida fino al 3 aprile, a meno che non accada che il 25 di marzo il governo, che dovrà reiterare un nuovo DPCM, non la faccia, come si può dire, diventare inutile, perché adotta delle misure ancora più restrittive. Nessuna marcia indietro del governatore Zaia dopo quello che chiama il fuori programma di ieri sera con l'ordinanza del ministro Speranza. Per le attività all'aria aperta devo dire che è assolutamente in linea con quella nostra. Ovvio che la nostra ha molto di più. Restano dunque valide fino al 3 aprile le disposizioni firmate ieri dal Presidente del Veneto, dalle passeggiate entro i 200 metri da casa ai supermercati chiusi la domenica. Se vanno in negozio, in generale abbiamo scritto nella nostra ordinanza una persona per famiglia e non andarci 8 volte al giorno. Stiamo anche studiando un sistema per evitare che ci siano in continuazione via vai per approfittare di andare in giro per i paesi e per le città. Trovare un sistema che non sia coercitivo, ma che permetta alle casse di capire se uno ci è andato 10 volte al giorno o ci è andato una volta sola, perché ad esempio anche dei farmacisti ci dicono la stessa cosa, hanno dei pensionati che vanno in continuazione, prendono l'aspirina, poi tornano, prendono il gel, un'altra roba. Zaia ribatte anche a chi teme che con la chiusura domenicale si formino code fuori dai market. Ci sono sempre state le file, anche la scorsa settimana quando era aperto la domenica. Per quanto riguarda le ordinanze firmate dai sindaci veneti, si parte dall'ordinanza regionale che deve essere rispettata.
tutto quello che c'è di più restrittivo vale. Il Presidente ringrazia i veneti perché dice: se c'è qualche dato positivo lo dobbiamo al loro senso di responsabilità e al rispetto delle regole. Ma Zaia chiede al governo un'ulteriore stretta. Il nodo vero ora è quello delle aziende. La CNA del Veneto fa sapere che il 24,8% delle imprese ha già abbassato autonomamente le serrande. Secondo Zaia sarebbe auspicabile arrivare ad una chiusura ragionata delle fabbriche. A livello nazionale va riaperto il tavolo, vanno riconvocati. Io, se fossi al posto del governo, riconvocherei le parti per vedere se si trova un'intesa. Abbiamo ricevuto istanze di imprenditori, spiega Zaia, che se avessero la certezza di una copertura giuridica per non pagare una penale al pubblico o al privato sarebbero disposti a chiudere i propri cantieri, sia per le difficoltà nel rispettare fino in fondo le misure, sia perché nei cantieri ci si fa anche male. In questo contesto siamo in grado di garantire la terapia intensiva, magari uno che cade dalle impalcature piuttosto che si fa male gravemente, e quindi dicono sarebbe bene, prudente, ad esempio sospendere i cantieri. Il 25 marzo, quando scadranno le misure prese dal governo, ormai è alle porte. Evitiamo di arrivare il 25 notte alle ore 24 con un testo che non c'è neanche il tempo di vederlo. Il mio auspicio è sempre che si facciano provvedimenti unici, in maniera tale che si possa alla fine avere un DPCM che sia assolutamente negoziato con le regioni. Ma ci sono anche delle buone notizie, per esempio la sperimentazione sul farmaco contro l'artrite che sta dando risultati incoraggianti e le mascherine che stanno arrivando nei comuni. Lo stiamo testando, da risultati incoraggianti stiamo andando avanti. Fra l'altro noi siamo anche autorizzati per altri farmaci per farne delle verifiche a livello nazionale e siamo inseriti in una rete internazionale proprio che va ad attivare queste terapie in via sperimentale. Questo farmaco in particolar modo al momento sembra dia risultati incoraggianti. Sono già 8 i nosocomi veneti, l'azienda ospedaliera di Padova, l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Vicenza, Bassano e Sant'Orso in provincia di Vicenza, Rovigo, Villafranca e Negrari in provincia di Verona, che hanno aderito alla sperimentazione del farmaco contro l'artrite reumatoide per curare il coronavirus. Una speranza nel contrasto al Covid-19. Intanto questa mattina sono partite dal centro di stoccaggio della Protezione Civile di Padova, alla volta delle amministrazioni provinciali venete, circa 570.000 mascherine protettive realizzate da Grafica Veneta. Verranno distribuite ai comuni in proporzione ai cittadini residenti. Domani ne saranno consegnate altre 400.000. E continua la corsa da parte della Regione agli approvvigionamenti, respiratori meccanici e dispositivi di protezione individuale in primis. Ne sono arrivati 13 stanotte, ne arrivano 50 lunedì e DP ne sono arrivate perché penso siano arrivate 150 o 200.000 dispositivi. Si va avanti anche nell'azione dei tamponi. Lunedì, spiega Zaia, arriveranno 11 macchinari sul fronte dei test, mentre sono già 200.000 i kit rapidi arrivati in Veneto e altri 400.000 potrebbero giungere a breve se si concluderà l'affare con la Cina. Ma adesso a preoccupare c'è anche la situazione di Verona. Verona porta a casa una 70 di malati al giorno. Ve lo dico a quelli che pensano che sia sbagliato svuotare gli ospedali. Per fortuna abbiamo svuotato Villafranca che dedichiamo a questi pazienti. In questa fase, soprattutto con questa impennata su Verona, noi siamo molto preoccupati per quella che era fino a una settimana fa la Cenerentola del coronavirus del Veneto ed oggi ha avuto un'impennata paurosa. Tanto è vero che anche questa mattina col dottor Cobello e il dottor Girardi abbiamo fatto la conta dei posti liberi. E intanto sono arrivati nuovi dati aggiornati dalla Regione del Veneto, li leggiamo insieme: 4.809 i casi complessivi totali, 192 in più rispetto a questa mattina. Aumentano anche i soggetti in isolamento domiciliare. Per quanto concerne i singoli territori, l'aumento più consistente è stato registrato a Treviso con 58 nuovi casi, Verona 39, Padova 48. Il dato dei decessi invece è davvero molto consistente, eclatante, 18 nuovi decessi, 4 di questi all'ospedale di Treviso, e aumentano anche i posti occupati di terapia intensiva. Siamo a 257 letti, 8 in più rispetto al bollettino ufficiale di questa mattina.
continua la corsa, la crescita di questa curva epidemica. E proprio un mese fa iniziava l'emergenza coronavirus in Veneto con il primo focolaio di Vo. Dalla Lombardia arrivano le prime notizie del contagio, la tensione è alta, ci si scopre vulnerabili. È il 21 febbraio 2020, sono quasi le 5 del pomeriggio, quando il governatore Luca Zaia, nei nostri studi per registrare una trasmissione, riceve la telefonata che mai avrebbe voluto ricevere. Nel Padovano, nella piccola Vo, ci sono 2 casi di anziani positivi, uno di loro è particolarmente grave, si tratta di Adriano Trevisan, 77 anni, che poco dopo morirà all'ospedale di Schiavonia, ospedale che viene isolato. Scatta il cordone sanitario blindato, il paese di Vo, 3.300 anime, ma è solo l'inizio di uno tsunami. Sabato mattina, 22 febbraio, il Veneto si risveglia e capisce che non si trattava di un incubo, con la conferma di nuovi casi nel veneziano Amira. Sono ore concitate, vengono chiuse le scuole, sospese manifestazioni e messe, ma le 2 cartoline più amare che fanno il giro del mondo arrivano da Venezia. Stop al carnevale, chiusa la Basilica di San Marco. È domenica 23 febbraio quando Vo dalla mezzanotte diventa zona rossa. Inizia una nuova settimana, la prima di una lunga guerra. Martedì 25 febbraio il contagio arriva a Treviso con la morte di una donna di paese, Luciana Mangiò, ricoverata alla geriatria del Cafoncello dal 7 febbraio e proprio il reparto diventa un focolaio. Il 29 febbraio è segnato dall'accordo tra governo e regioni, si proroga la chiusura delle scuole, con Vo che resta zona rossa, si introduce il concetto di droplet, la distanza di sicurezza da osservare tra una persona e l'altra, almeno 1 metro. Passano i giorni, i divieti aumentano, il virus galoppa, arrivano le tende fuori dagli ospedali. Mentre la Fisi annulla la Coppa del Mondo a Cortina, domenica 8 marzo il governo adotta una misura shock. Le province di Padova, Venezia, Treviso diventano zona rossa. Non mancano polemiche sull'utilità del provvedimento. Il Veneto è diviso a metà, scatta il caos delle autocertificazioni. Dopo meno di 48 ore l'esecutivo Conte estende la zona rossa a tutto il Veneto, poi l'11 marzo all'Italia intera. L'appello di Zaia a rimanere a casa è drammatico. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. E mentre la Regione annuncia più tamponi anche fuori dai market, il 15 marzo categorie e sindacati raggiungono un accordo per mantenere il cuore delle produzioni, ma non mancano scioperi da Electrolux a Fincantieri. Lunedì 16 muore l'ex procuratore che sconfisse la mala del Brenta, Francesco Saverio Pavone, era positivo al virus. Vengono attivati i primi ospedali Covid a supporto del picco previsto per le prossime settimane. Evitare l'overbooking delle terapie intensive è la priorità. Si presentano anche le nuove mascherine, merce preziosa mentre si superano i 4.000 casi. Venerdì 20 Zaia firma una nuova ordinanza, market chiusi la domenica, passeggiate fino a 200 metri da casa, preoccupa la crescita esponenziale dei casi nel Veronese. A Vo, dopo un mese, viene data sepoltura alla prima vittima, Adriano Trevisan, solo i figli e gli amici più stretti a salutarlo, ma da Vo parte anche un messaggio di speranza. Essere prigionieri non è una sensazione piacevole. Abbiamo reagito bene, abbiamo dimostrato che abbiamo cambiato un attimo quello che sembrava una nota negativa per Vo, l'abbiamo girata, abbiamo visto che impegnandoci tutti assieme abbiamo dimostrato quello che sappiamo e possiamo fare. Questa è la storia dell'ultimo mese, tutto il resto è cronaca. Come cronaca la situazione drammatica che si continua a vivere in casa di riposo a Merlara, dove risulta positivo anche il sindaco. Per il momento sto bene, non ho un po' di tosse ma non ho febbre e questo dicono essere un buon segno. Lotta la sindaca di Merlara Claudia Corradin, in prima linea per la difesa dei suoi cittadini, in particolare i tanto cari anziani della casa di riposo e adesso anche per la sua salute. È stata contagiata, positiva al Covid-19, per ora sta abbastanza bene. Non va altrettanto bene nella struttura dove la notte scorsa è morto un altro anziano. Un bollettino di guerra. 8 le persone morte dall'inizio della pandemia, 25 dei 46 operatori positivi al virus, tutti 60 anziani rimasti. Venerdì la distribuzione di mascherine chirurgiche. Sono state distribuite delle mascherine, quelle che non chirurgiche diciamo,
che evidentemente sono adatte o possono essere utili, ma non sono sufficientemente, non garantiscono sufficientemente la sicurezza agli operatori che sono dentro, lavorano in un ospedale infetto. A portare solidarietà i sindaci della zona. Ci sono stati anche i sindaci del Montagnanese che hanno sollecitato con una lettera un intervento, un'attenzione particolare per Merlara, però attualmente ognuno è sempre solo, nel senso che è una casa di riposo e quindi tutte le procedure per il reperimento del personale, per il reperimento dei dispositivi vengono rimandate alla dirigenza, al direttore e al presidente del consiglio di amministrazione della casa di riposo. Il problema più urgente è il personale, servono operatori e infermieri per dare respiro ai pochi in servizio, un'impresa difficilissima. Reperire il personale per questa struttura resta demandato alla dirigenza della struttura. E noi abbiamo percorso tutte le vie possibili, dalle cooperative agli appelli personali, alle conoscenze personali, alle agenzie, ma non ci sono persone che sono disponibili a venire a lavorare in questa struttura. E c'è chi, nonostante gli appelli, continua ad andare in giro. Per questo le forze dell'ordine annunciano tolleranza zero. I menefreghisti del coronavirus sono quelli che, nonostante gli appelli a restare a casa, se non per giustificati motivi, continuano a gironzolare. A Vicenza 21 persone sono state denunciate dalla polizia locale. Di queste, 7 sono automobilisti fermati perché si spostavano senza essere in grado di dare un'adeguata giustificazione. In via Sebastiano Tecchio 7 persone senza fisse dimora sono state sorprese in gruppo, altre 6 bivaccavano in Galleria Porti, mentre in via Battaglione Monteberico è stata segnalata una festa con musica ad alto volume. Il padrone di casa è stato denunciato. Infine un negozio etnico in via Battaglione Framarin è stato sanzionato perché trovato aperto. Contemporaneamente anche i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno messo a segno una serie di controlli con le sezioni di Altavilla Vicentina, Longare, Noventa Vicentina e Vicenza. 10 le persone denunciate per inosservanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di cittadini sorpresi fuori di casa che hanno dato giustificazioni in contrasto con le prescrizioni imposte. Qualcuno si era recato a fare la spesa in un comune diverso da quello di residenza, qualcun altro in tabaccheria per acquistare le sigarette. Ma i controlli contro la diffusione del Covid-19 hanno permesso anche di scoprire lo spaccio di droga. A Villaverla, infatti, la polizia locale nord-est vicentino ha sorpreso 2 uomini seduti sul guardrail in via Martiri delle Foibe. Alla vista degli agenti, i 2 si sono divisi e sono risaliti sulle loro auto, ma i vigili li hanno fermati e li hanno portati al comando, dove sono stati perquisiti. Nel pacchetto di sigarette di uno dei 2 è stata ritrovata una pallina di cocaina da 60 grammi. Invitato a compilare l'autocertificazione, l'uomo ha dichiarato di essere uscito di casa per comprare stupefacenti. L'altro, un 39enne di Monticello Conteotto, trovato con 7 involucri di cocaina per più di 9 grammi e con 550 euro, è stato denunciato per spaccio di droga. Entrambi sono stati denunciati anche per violazione del decreto anticoronavirus. Adesso i controlli proseguiranno serrati. A Vicenza la polizia locale utilizzerà pure i droni della protezione civile che sorvoleranno la città per rilevare eventuali assembramenti e segnalarli immediatamente alle pattuglie in servizio. Insomma, tolleranza zero verso chi non rispetta le regole. Intanto gli industriali di Treviso e Padova sono pronti, se necessario, anche a chiudere le fabbriche. Queste le parole della presidente di Assindustria Veneto Centro nel corso della nostra diretta. È una decisione sicuramente difficile e se questo dovesse essere necessario per la salute e per salvaguardare le persone, è chiaro che non possiamo non opporci. Come estrema ratio sono pronti a chiudere anche le fabbriche gli industriali di Padova e Treviso. Nel corso della nostra diretta la presidente di Assindustria Veneto Centro è stata chiara: il momento è drammatico, ma al sacrificio, se richiesto, dovrà corrispondere una contropartita che non può essere certo il Cura Italia. Il Cura Italia, il decreto Cura Italia, a nostro avviso è
insufficiente, poco coraggioso e inadeguato. Noi oggi stiamo ricevendo tantissime richieste di cassa integrazione e riteniamo sia totalmente insufficiente rispetto a tutte le richieste che ci saranno. A confermarlo i dati diramati dalla CGIL di Treviso, 1.200 le richieste di cassa per quasi 23.000 addetti di tutti i settori, solo in quello metalmeccanico 7.000 lavoratori coinvolti in 140 fabbriche. Piovesana, che poco meno di 2 settimane fa aveva chiesto le dimissioni dell'esecutivo, conferma la linea. Questo governo attualmente non sta rispondendo a quelle che sono le esigenze non solo della nostra di regione, ma di quello che è il Paese. Se diciamo che siamo in guerra, bisogna avere anche il coraggio di attuare quelle azioni che durante la guerra chiedono di essere fatte o nell'immediato dopoguerra. Altro capitolo, quello della sicurezza sul lavoro con i controlli a tappeto dello Spisal. Mi auguro che non si debbano aggiungere anche i morti di coronavirus ai morti sul lavoro per incidente, perché questo sarebbe del tutto ingiustificabile. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio ritorniamo sulle parole del governatore del Veneto Luca Zaia. Non siamo disponibili all'attracco a Venezia della Costa Victoria per tutelare la salute di tutti, così Zaia in merito alla questione dell'arrivo della nave da crociera in laguna. Il tema della Costa Victoria, di questa nave che sta navigando da 14 giorni, sembra con molte persone malate, noi abbiamo dato la nostra totale indisponibilità all'attracco a Venezia. Punto. Dunque non attraccheranno a Venezia i 1400 della Costa Victoria. L'arrivo dei crocieristi, per lo più di nazionalità australiana, e dell'equipaggio previsto per i prossimi giorni, orientativamente verso la fine della prossima settimana. Ma il numero 1 della Regione Veneto è chiaro, il suo no è di quelli categorici. Di seguito spiegate le motivazioni. Ma non perché siamo dei lazzaroni e non sappiamo che cos'è la solidarietà. Ho detto semplicemente perché noi, sapendo che a bordo ci sono 1400 persone, non sappiamo quanti possono essere eventualmente contagiati, che abbiano bisogno anche di cure serie, non siamo nelle condizioni di poter far sbarcare tutte queste persone e garantire a loro in maniera seria la sanità, perché siamo in emergenza. Luca Zaia della questione ne aveva parlato in mattinata in videoconferenza con il capo della Protezione Civile e il supercommissario per l'emergenza coronavirus. Anche questa mattina con gli assessori che sono qui, l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottaccin, abbiamo fatto prima la videoconferenza con Borrelli, quindi con Arcuri, con il comitato di crisi. La nave, partita 2 mesi fa dall'India e ieri nei pressi delle coste turche, aveva chiesto di arrivare a Venezia alla Marittima tra una settimana appunto. Vero è che dal racconto di alcuni passeggeri sembra che a bordo ci siano molte persone con tosse e pesante raffreddore. E se da una parte tra gli stessi diversi chiedono di non voler attraccare in laguna, a bordo non sarebbero stati distribuiti dispositivi di protezione personale e la gente, a spettacoli sospesi, si accalcherebbe di continuo nei ristoranti. Insomma, la paura naviga nella duplice direzione di pensiero. E quindi si sappia che stiamo seguendo anche questa vicenda, la seguiamo da vicino. E continua la gara di solidarietà per sostenere la sanità veneta in questi giorni difficilissimi. Questo il l'IBAN e i riferimenti per sostenere la sanità veneta, il cartello che vi mostriamo già da qualche giorno. Combattiamo il coronavirus con la solidarietà. Questa è la causale, sostegno emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto. E il coronavirus stoppa anche la dunata degli alpini. Il coronavirus vince sugli alpini, decisione unanime del Consiglio direttivo nazionale dell'ANA riunitosi in videoconferenza, quella di sospendere la 93esima donata nazionale che si sarebbe dovuta svolgere dal 7 al 10 maggio a Rimini San Marino. La manifestazione è stata in realtà soltanto rinviata alla seconda metà di ottobre, fatte salve, si legge nella nota diffusa, valutazioni successive legate all'evolversi dell'emergenza. Insomma, il coronavirus ha stoppato gli alpini nella loro manifestazione più grande ed attesa, come avvenne dal 41 al 47 a causa degli eventi bellici.
Questa è un'altra cosa, ma è una guerra contro l'invisibile che però c'è e sta mietendo molte vittime. A noi rimanere a casa il più possibile per sconfiggerlo il prima possibile. Per la cronaca, terribile incendio nella notte ad Asiago. Erano circa le 4:30 di questa mattina quando un pauroso incendio è divampato all'interno di un'abitazione di Via Verdi nel centro di Asiago. Le fiamme hanno coinvolto ben presto anche il tetto di diverse palazzine per oltre 50 metri lineari. Deceduto un anziano trovato all'interno della sua abitazione. I primi operatori dei pompieri entrati con gli autoprotettori nella mansarda di una delle abitazioni coinvolte nel rogo hanno infatti rinvenuto il corpo dell'anziano oramai davvero troppo tardi. Illesi tutti gli altri residenti usciti in tempo dalle altre palazzine, coinvolte nel rogo del tetto la caserma dei carabinieri e parzialmente quella della Guardia di Finanza. I vigili del fuoco di Asiago, ma anche di Bassano, Schio, Vicenza, hanno operato ore e ore con oltre 40 operatori grazie al raddoppio del cambio e con 10 mezzi antincendio per contenere le fiamme ai tetti ventilati e salvaguardare le abitazioni adiacenti. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza delle palazzine sono durate infatti per tutta la giornata. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco che hanno eseguito più di un sopralluogo in quello che resta un evento drammatico che è costato la vita di una persona. Adesso è il momento dei vostri video per dire che andrà tutto bene. Domani in diretta alle 9:30 dalla cripta del Duomo di Treviso la messa ufficiata da Monsignor Tomasi e alle 11 sempre su Antenna 3 dalla chiesa dei Santi Geremia e Lucia di Venezia la messa ufficiata dal Patriarca Moraglia. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Domenica 22 marzo avvertiremo i primi refoli freddi portati da un'irruzione di aria gelida dalla Russia che si farà particolarmente sentire a inizio settimana. Vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo in prevalenza asciutto e stabile, il cielo vedete si presenterà molto nuvoloso e coperto, però al pomeriggio non si escludono anche dei rovesci, specie sui settori montuosi. Temperature in lieve calo, minime tra -2 e 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà grigio e nuvoloso ma senza piogge. Al pomeriggio poi non si esclude invece qualche parentesi maggiormente soleggiata. Temperature minime tra -1 e 1 grado, massime invece comprese tra 10 e 13. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il cielo sarà coperto con qualche occasionale piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.